luogo è in inferno, detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo, tra il pozzo e il piè dell'alta ripa dura, ed ha distinto in 10 valli il fondo, quale dove per guardia delle mura più e più fossi cingon di castelli, la parte dove son rende figura, tale immagine quivi facean quelli, e come a tai fortezze dei lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien che ricidien gli argini e i fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo, dalla schiena scossi di Gerion, trovammoci, e il poeta tenne a sinistra ed io dietro mi mossi. I primi 21 versi del canto, e si divide in 3 parti poi, dall'1 al 21, dal 21 al 99, 100 e dal 100 alla fine. Proprio 3 parti molto nette, molto chiare. Comincia con la descrizione di Malebolge. Queste Malebolge cosa significa? Bolge significa in sé borse. Queste borse sono enormi. Dovete pensare che l'inferno, ve lo ricordate, è un enorme un cono larghissimo che scende fino al centro dell'inferno. Finora noi abbiamo passato, mi ricordo così rapidamente, dal primo canto l'ingresso nella selva, nel secondo la spiegazione dell'intervento di Virgilio, spiega perché era entrato a fianco di Dante, nel terzo la porta dell'inferno, vi ricordate? Nel quarto il limbo, con gli spiriti magni, i grandi poeti, i grandi filosofi, le grandi anime. Nel quinto si cominciava con i lussuriosi e con quel meraviglioso canto di Francesca da Rimini, Paolo e Francesca da Rimini. Nel sesto i golosi, nel settimo gli avari e i prodighi, finché si arriva al decimo che ha gli eretici. E dove troviamo un altro di quei canti che Dante ha resi famosissimi, il canto di Farinata degli Uberti. Nell'11° c'è la spiegazione che Dante dà della configurazione intera dell'inferno. E poi troviamo delle bolge molto larghe, ecco, e troveremo i suicidi, troveremo gli omosessuali, i sodomiti, finché, ecco, via via arriviamo a questo 18°, che è una parte nuova del tutto, costruita, lo dice subito, come le città, o meglio i castelli medievali, tutti circondati da enormi fossati. E seguiamo qui adesso. E si tratta di 10 enormi borse, che vuol dire valloni, che girano fanno tutta la circonferenza del cono,
che sono uniti per mezzo di ponti di roccia. Questi valloni sono percorribili, ma bisogna passare attraverso i ponticelli che portano di bolgia in bolgia e dopo di averne percorsi 10 si arriva proprio nel fondo dell'inferno. Dice un insieme di giganti che eseguono il trasporto dall'ultima bolgia al fondo vero e proprio. E lì arriviamo a quel luogo dove sono i traditori dei parenti, traditori della patria, traditori degli amici, traditori dei benefattori. E lì finisce l'inferno. C'è però il viaggio da cui si esce dall'inferno. Adesso questo è il riassunto delle grandi linee del riassunto. Ma qui seguiamolo passo passo. C'è un luogo, l'inferno, chiamato Malebolge. Dunque, le cattive borse. Tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia di mura che d'intorno lo volge. Proprio nel dritto mezzo di questo campo maligno vaneggia un pozzo, è il pozzo finale di cui vi dicevo, in cui il trasporto viene eseguito dai giganti. Assai largo e profondo, di cui al momento debito, a suo luogo, dirò com'è disposto. Quel cinghio che rimane adunque è tondo, tra il pozzo e il piede dell'alta ripa dura, e ha il fondo distinto in 10 valloni. Come vuol dire? Semplicemente, per guardia delle mura, più e più fossi cingon li castelli, tenete conto che nel Medioevo soprattutto i castelli erano frequentissimi, e l'Italia è strapiena di questi castelli, ogni tanto sentiamo anche per televisione che ne stanno rimettendo in sesto qualcuno, e magari fanno anche una serie di scoperte, perché vi trovano dentro non solo ricordi antichi, ma addirittura affreschi di vario genere. Beh, come dice, per guardia della mura, più e più fossi cingon di castelli, la parte dove sono può dare un'idea di quel posto che è qui in inferno con Malebolge. A tale immagine erano costruiti quelli dell'inferno. E come a tali fortezze, dalle loro soglie, dalle porte, alla ripa di fuori ci sono ponticelli, così dal basso della roccia uscivano degli scogli che tagliavano gli argini e scendevano via via, gli argini e anche i fossi, infino al pozzo finale che li tronca e che li raccoglie. Ci si è domandati, ma sto Dante, come ha fatto a inventarsi questa idea? E con mia grande sorpresa, in una vecchia edizione, che è poi questa, che ha quasi 100 anni. Mamma mia. Sì, ho fatto una scoperta. È una famosa edizione dedicata a Dante Geometra. Dante Geometra. Adesso Geometra. Geometra, che concetto poi ce Capito? l'accento Sì, sì, infatti. a Dante Geometra. Sì, perché è il testo specialistico degli accenti, studiati da un grandissimo studioso che ha avuto cura di rivedere e fissare per comodità. Ecco. E vabbè, a Dante Geometra. Perché? Ma questo lo dicono tutti i commentatori. È di una tale precisione. Ha fatto col compasso questa descrizione dei primi 21 versi. L'ha fatta proprio come farebbe un geometra.
sono stati colpiti da questa sua minuziosità, precisione assoluta. Ma che razza di tipo era sto Dante? Poi con soddisfazione ho trovato che De Santis, cioè l'inventore della critica moderna, ecco, scrisse: De Santis definiva la Divina Commedia il poema dell'universo, l'eterno geometra. Guardate caso. Allora, non è che l'abbia inventata quello studioso l'idea di parlare di Dante geometra, ma proprio De Santis. E l'eterna logica della creazione incarnata nei tre mondi cristiani. La città di Dio entro cui si riflette, dice De Santis, e mi pare molto bello, la città dell'uomo. Si riflette nel mondo di Dio la città dell'uomo, in tutta la sua realtà del tal luogo e del tal tempo. L'una tipo esemplare e giudice dell'altra. Che frase concentrata e degna di questo grande critico. Vabbè. Allora, Dante ci spiega e entra nella prima di queste voci. In questo duomo, scossi dalla schiena di Gerione, che è una specie di drago su cui erano saliti Dante e Virgilio, scossi dalla schiena, li butta giù tutti e due, ecco, di Gerione, ci trovammo. E il poeta girò a sinistra e io lo seguii. Alla man destra vidi nuova pietà, nuovo tormento e nuovi frustatori, di che la prima bolgia era repleta. Dunque, girando a sinistra, ma guardai a destra e vidi che c'era una nuova condizione pietosa, cioè dolorosa, dolorosissima, un nuovo tipo di tormenti e nuovi frustatori, diavoli che frustano. E c'è una serie di dannati che devono correre disperatamente, ecco, percossi da questi frustatori, da questi diavoli frustatori, di cui era piena tutta l'intera bolgia. Nel fondo della bolgia erano ignudi i peccatori. Dal mezzo in qua ci venian verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori. Che razza di storia è questa? La bolgia è divisa in due parti. C'è una linea di mezzo, come sulle strade, a destra si può andare, a sinistra si viene in senso contrario. C'è il motivo, lo spiega subito. Dal mezzo in qua ci venivano verso il volto, cioè noi andando avanti procedevamo e vedevamo loro. E invece di là, dall'altra parte, di là venivano con noi, ma con passi maggiori, cioè dovevano andare molto più svelti ancora. Ma chi ha fatto una cosa del genere? Dante sa che i romani nel 1300, col primo giubileo, voluto da Bonifazio VIII, nella strada che superava il Tevere, andava verso San Pietro, e la leggiamo pure, ecco, come i romani per l'esercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passare la gente in modo colto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Ecco, la cosa che hanno fatto a Roma durante il Giubileo. Siccome c'era una moltitudine di persone che venivano da tutta Europa, hanno diviso la strada in due, hanno messo dei segnali proprio, obbligando chi andava a stare a destra e quelli che uscivano, che venivano via da San Pietro, a stare a sinistra, a tornare a sinistra. Così, con la concretezza dell'immagine e dell'esperienza, Dante ci fa sentire in un ambiente naturale e non
strano, non fantastico. Vuol darci l'idea concreta. È un'idea così concreta che un poeta moderno, Sanguinetti, dice che è di una aggressività nel dipingere, perché sentite come capita qui adesso, di qua, di là. Super lo sasso tetro vidi demon cornuti con gran ferce, che li battien crudelmente di retro. Ai, come facevano loro levar le berze alle prime percosse. Già nessuno le seconde aspettava, né le terze. Queste berze sono i calcagni. Battuti, correvano come disperati, ecco, e alzavano i calcagni, altro che alzavano i calcagni, andavano il più stretti che potevano per evitare, ma non c'era niente da fare. Dovevano subire queste frustate continue di questi demoni. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furono scontrati. E io sì tosto dissi, già di veder costui non son digiuno. Mentre andavo, vidi un tale, ma dice gli occhi miei si scontrarono con un personaggio qua, e tra sé spiega, io questo tale l'ho già visto, non mi è nuovo. Per cui a figurarlo i piedi, mi fermai, affissi i piedi e stetti lì proprio a guardarlo attentamente. E il dolce Luca, Virgilio, la mia dolce guida, si ristette con me, si fermò con me e assentì, fu d'accordo che alquanto indietro andassi, che andassi indietro un pochino. E quel tale frustato, si fermò con me. No, scusate, celarsi credette bassando il viso. Ma stavo pensando che qualcuno non ha il testo. Posso darlo a Resce? Ecco, canto 18. C'è tutto intera la commedia. Sì, perché mi spiace, lo darei anche ad altri, ma non... Va bene. Sì, ma... Dunque, e quel frustato celarsi credette bassando il viso. Quello credette di nascondersi abbassando il viso, ma poco gli valse. Dante è un implacabile veditore, anzi nella critica è stato detto è il più terribile veditore perché si ricorda tutto poi quello che vede. Aveva una memoria prodigiosa, ve l'ho già detto, era l'uomo che sapeva l'intera Eneide a memoria e sfruttava quello che leggeva nei grandi autori antichi, soprattutto latini, il greco non lo sapeva, ma lo sfruttava meravigliosamente. Ed è chiaro che, per esempio, l'altro poeta che certamente era nella sua testa nei versi successivi è Ovidio, lo troveremo subito. Ecco. Ma gli valse poco nascondersi e abbassare la faccia, che io dissi a lui: o tu che l'occhio a terra gitte, che getti l'occhio a terra, che abbassi l'occhio, se le fazioni che porti non son false, venedico tu sei caccianemico, ma che ti mena le pungenti salse? Ed egli a me, malvolentier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenire del mondo antico. Io fui colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese come che suoni la sconcia novella. E non pur io qui piango bolognese, anzi n'è questo loco tanto pieno che tante lingue non sono ora apprese a dicer tra Savena e Reno, e se di ciò vuoi fede e testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Dunque non solo lo vede, ma lo costringe a parlare. Gli dice: tu che guardi, che abbassi il volto a terra,
se le fattezze del volto non sono false, nome e cognome, Venedico tu sei caccianemico. Era un personaggio importante di Bologna, un uomo pubblico di alto livello, il capo dei Geremei, la fazione dei Geremei che erano alleati ai Lambertazzi, e aveva aiutato suo padre nella politica bolognese. Era stato cacciato peraltro 2 volte, anzi 3 volte viene cacciato, quindi c'erano fazioni anche contrarie anche a Bologna. 3 volte era stato cacciato addirittura, ecco, ma aveva fatto a tempo a combinarne di tali che Dante non se lo dimentica neanche un pochino. E vedete che cosa ti ha condotto a delle salse così pungenti? Gli domanda. E lui risponde, lo dico malvolentieri e credo bene, ma sforzami, mi obbliga la tua chiara favella che mi fa sovvenire, che mi fa ricordare del mondo antico quando ero sulla terra. E così è costretto a dire qual è la sua colpa. Io sono colui che la Ghisola Bella, che è solo sua sorella, condussi, persuasi a far la voglia del marchese, a mettersi a disposizione del marchese di Ferrara, un buon uomo, avete capito che razza di moralità ha, a far la voglia, ad accontentare le voglie, i vizi del marchese, così come che suoni come vuole la sconcia novella, si accorge anche lui che la notizia è sconcia. Sì, fa sta voglia, ecco, la voglia. Cos'è sta Ghisola Bella? È un oggetto, è una donna. Il disprezzo assoluto. Quando si può arrivare a queste bassezze, voi capite bene? E non sono mica io solo, si giustifica. Non sono mica io solo così qua a Bolognese. Questo luogo è tanto pieno di bolognesi, come me, dice, che non ci sono tante lingue qui che abbiano l'abitudine di dire sipa invece di sia. Del resto noi veneti, noi padovani, diciamo spesso, cosa ha avuto che sipia, si dicevano una volta, vero? Vero? A dire sipa, tra Savena e Reno, che sono 2 fiumi che circondano Bologna, e se di ciò vuoi fede o testimonio, ricordati, sì, fai prezzo a ricordarti la nostra avarizia. Per i soldi siamo disposti a vendere i nostri familiari. E crede di giustificarsi dicendo, sono tutti così i bolognesi. Dante aveva, per la verità, un certo disprezzo per Bologna. Non si sa dalla sua vita. Non frequentò l'università a Bologna, non frequentò nessun'altra università, ma era famosa Bologna per l'università. Erano famose anche le donne di Bologna, per una certa, diciamo, condiscendenza, ecco, facilità, ecco, vabbè, di più non dico, vabbè. E è vero, sapete che Dante non manca di dire quello che pensa anche delle donne fiorentine, quando arriverete al canto 33 23 del Purgatorio, ne troverete abbastanza sulle donne fiorentine che direte che non c'è bisogno di fare aggiunte. A ogni modo qua i bolognesi e le bolognesi ricevono una paga sufficiente, diciamo così. Così parlando, mentre così parlava, il percosse un demonio della sua scuriada e disse: via, ruffian, qui non sono femmine da conio, va via ruffiano.
il ruffiano è colui che provvede. Io ho mal di stomaco a pensare il linguaggio televisivo. Capiamo il discorso. Scusate, basta. Ecco. Qui non ci sono femmine da vendere, o da denaro, vuol dire la stessa cosa. Insomma, ecco. Io mi raggiunsi con la scorta mia, cioè, visto che Virgilio si era fermato, ma poi lo raggiunsi, poi con pochi passi divenimmo là ove uno scoglio usciva dalla ripa, salimmo su quello scoglio, il ponticello, e assai leggeramente quel salimmo, e volti a destra, su per la sua scheggia, ecco la roccia, ci partimmo da quelle cerchie eterne. Ci allontanammo dal luogo dove c'erano i ruffiani. A proposito, sono andato a dare un'occhiata a sta parola. Da dove viene fuori? Ho visto che viene dal latino rufulus. Rufulus. Come dici? Ah sì, l'hai trovata, sì. Ecco, che vuol dire rossiccio in sé. E come è arrivata dopo ad assumere questo suono da ruff, e si mette insieme una seconda parte che si capisce più alla fine, nell'ultima parte del canto. E la sentiamo, sì, la leggiamo tranquillamente. Allora passiamo ad un'altra voglia, dice. Quando noi fummo là, dove il vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: attienti, e fa che feggia lo viso in te di questi altri malnati, ai quali ancora non vedesti la faccia, però che son insieme con noi andati insieme, con noi insieme andati. Dunque, quando fummo là nel punto in cui c'è lo spazio vano da passare, si può passare sotto il ponticello. Per far lo spazio di circolare agli sferzati, a quelli che stanno correndo, c'è il ponticello che passa sopra. Il duca, cioè Virgilio, disse: attaccati bene e fai in modo che il viso di questi altri malnati ti venga incontro, che tu di poter vedere anche questi altri della voglia successiva. A questi non hai ancora visto la faccia, dato che sono venuti nel senso in cui stiamo procedendo noi, però che sono con noi insieme andati. E allora Dante guarda, del vecchio ponte guardavam la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la fercia similmente scaccia. Guardavamo la fila di persone che veniva verso di noi dall'altra parte e che la sferza dei demoni in maniera uguale scaccia. E il buon maestro, senza mia domanda, mi disse: guarda quel grande che vene, e per dolor non par lacrime spande, quanto aspetto reale ancor ritene. Quelli è Iason, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fe. Lo passò per l'isola di Lenno, poi che l'ardite femmine spietate tutti i maschi loro a morte dienno. Ivi con segni e con parole ornate Isifile ingannò la giovinetta che prima avea tutte l'altre ingannate. Lasciolla quivi gravida, soletta, tal colpa, tal martiro lui condanna, ed anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere, e di color che in sé assanna, che vuol dire azzanna. Torniamo a vedere, guarda quel grande che vene, senza che io domandassi. Virgilio parla subito, lo conosceva benissimo anche lui,
c'era tutta una enorme tradizione greca. Una quantità di poeti greci ne aveva parlato delle vicende di Giasone e della ricerca del vello d'oro e della nave famosa, la nave Argo, e dei marinai, gli argonauti, che partono dalla Grecia e devono varcare lo stretto dei Dardanelli, dicevamo noi tanti anni fa, vero? E passare nel Mar Nero e arrivare a Colco, all'estremità orientale del Mar Nero. E lui si era preso questo tale impegno. Io non vi dirò tutte le notizie che troverete per riguardo alla mitologia, ma certamente il canto è narrato soprattutto da Ovidio, ve l'ho già detto, ma ne avevano parlato tantissimo i greci e Dante stesso ne parlerà molto in altri passi della Divina Commedia. È impressionante come questo personaggio e la vicenda degli Argonauti abbia colpito Dante. Ma doveva aver colpito tutti, era il primo viaggio per nave. Noi parliamo di quelli che vanno sulla Luna, ecco. O parliamo naturalmente di Cristoforo Colombo che fa il viaggio che trova l'America. Quindi per gli antichi è il primo grande viaggio per nave che ha tutto un significato ben diverso da quello della narrazione poetica. E ve lo dirò subito, ecco. Era la storia del commercio della Grecia, che essendo un territorio collinare o montuoso, non produceva grano, no? E siccome il grano era anche allora il cibo quotidiano, e allora i greci, che sapevano costruire vasi a Samo, vero? E nottole ad Atene, e i vasi, ecco, li riempivano di olio o di vino e andavano a vendere olio e vino dove? E dove trovavano grano? E andavano sulle pianure della Russia meridionale, dove il grano cresceva naturalmente. E andavano e facevano. Quindi la storia, il dato storico è ben diverso da quello. I greci poi ci hanno inventato tutta una serie di trame che qui sono accennate per alcuni particolari e noi ci fermeremo su questi particolari. Anche perché chi ha la grande responsabilità del viaggio è Giasone, con i suoi 50 compagni. La nave doveva essere grande, non era una cosa da niente, ecco. E compie tutta una serie di imprese. Lui però, ecco, ne combina anche delle altre. Dante, come i poeti antichi, è pieno di ammirazione per il viaggio. Del resto, nel canto 26 dell'Inferno si parla del viaggio di Ulisse e vi ricordate, l'abbiamo letto qui in compagnia di quelli che c'erano, l'ammirazione sconfinata di Dante per quel viaggio e per la figura di Ulisse, che però mette l'inferno, come mette l'inferno Giasone. Ma lo mette all'inferno per motivi specifici. È Giasone che per cuore e per senno, per capacità intellettuale, privò gli abitanti della Colchide del Montone. Il Montone, per conto del re che l'aveva inviato, lui doveva trovare il vello, cioè il pelame, di questo, il vello d'oro del Montone. E riuscì ad averlo. Egli passò per l'isola di Lenno, dopo che le ardite femmine spietate, arrabbiate con i mariti, avevano ammazzato tutti i loro maschi, i loro mariti. Vedete con quale intensità mette i fatti. Poi lui passa di là
dopo che le donne avevano ammazzati tutti, ivi, eccolo in azione con segni e con parole ornate, è il vero seduttore che incanta la donna, che è Isifile. Isifile, la giovinetta che aveva ingannato tutte le altre, avevano ammazzato tutti il marito, ma lei aveva salvato suo padre. Ecco. Aveva ingannato tutte questa donna. Ecco. Ma lui l'inganna. Ecco, è l'ingannata e lui è l'ingannatore adesso. Segni e parole ornate. Proprio il grande seduttore che fa perdere la testa alla ragazza. E naturalmente l'effetto si vede subito. Lasciò le quivi, gravida, soletta, tal colpa a tal martiro lui condanna. E si parla poi anche di un'altra donna, anche di Medea. Mi sono riletto l'altro ieri l'intera tragedia di Euripide e la Medea. È allucinante. Sentire come questi greci hanno affrontato questi temi e hanno descritto Medea che impazzisce per il tradimento e che arriva ad ammazzare i figli. È una cosa da far prevedere, ecco. Ma diciamo queste cose qua. E che cosa sta capitando in questi tempi qua? Guardate che sono cose che fanno rabbrividire, ma anche i nostri tempi fanno rabbrividire per le azioni di... Si fa vendetta anche di Medea, ecco. Con lui se ne va chi da tra parte inganna, con lui se ne va chi inganna in questo modo. Allora, da una parte c'è la grande ammirazione per l'eroe che compie il viaggio, straordinaria ammirazione di Dante. Ma vi leggo anche i versi che ci sono in altri passi della commedia. Si dice davvero un ritratto bifronte ai due aspetti, l'eroe e l'eroe erotico, diciamo, eroico ed erotico. C'è un passo del Paradiso che ricorda un solo punto, dice, proprio nel canto 33. Me maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra d'argo. Dante sta arrivando a vedere la divinità, diciamo così, non è ancora arrivato, ma dice un punto solo, mi è così lontano, produce in me come una sonnolenza tale come dire qualcosa che è capitato 25 secoli prima. Quell'impresa che fece meravigliare il dio delle acque, Nettuno, quando si vide per la prima volta attraversare il mare attraversato da una nave. La sorpresa di Nettuno, il dio della mitologia greca, vero? Dio del mare, che vede quest'ombra, l'ombra della nave che passa. Ma c'è un altro passo ancora nel canto secondo del Paradiso. Dice, quei gloriosi, al verso 16, se quello del 33 era il 96, se vi interessa il secondo canto, è il verso 16 del canto secondo del Paradiso. Quei gloriosi che passaro a colco, non s'ammiraron come voi farete quando Iason vider fatto bifolco. Quei gloriosi che passarono e giunsero a colco, non furono ammirati come voi farete quando videro Giasone divenire bifolco, è una delle imprese che deve compiere per arrivare a portare via il vello del montone. Quindi questa impresa Dante l'ha in mente e per lui è una vicenda straordinaria. Però
sto eroe, capace di guidare un drappello nell'ignoto e portarlo a termine positivamente, è però un mascalzone che trova normale approfittare, abusare delle donne e abbandonarle. E il giudizio non è che Dante lo sussurri pianino. Vedete con quale asprezza arriva a esprimerlo. E questo basti della prima valle del sapere e di coloro che in sé azzanna, dunque, e di coloro che azzanna dentro di sé. E adesso vediamo, arriviamo alla parte ultima del canto. Devo ricordarmi perché anche a vedere l'orario. No, ma dico, no, mi faccio scrupolo. Anche perché voglio abusare un pochetto stasera e farvi qualche sorpresa, insomma. Ecco. Già eravam là, ove lo stretto calle con l'argine secondo si incrocicchia e fa di quello ad un altr'arco spalle, dove la stretta strada si incrocia con il secondo argine per passare a un'altra bolgia. E fa di quello un arco, fa di quello spalle ad un altro arco. Adesso bisognerebbe avere una lingua, non so dire ecco di chi, ma sentite, qui vi sentimmo gente che si nicchia e che nell'altra bolgia e che col muso scuffa e se medesma con le palme picchia. Le ripe eran grommate da una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta l'oco a vedere senza montare al dosso dell'arco ove lo scoglio più sovrasta. Qui vi venimmo, e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso. Dunque, qui bisogna stare attenti e quando ve lo rileggerete sentirete l'enorme varietà delle rime che non potevano essere più raffinatamente usate per rendere l'immagine, il suono e il fetore dell'ambiente. E c'è gente che si nicchia, che geme sommessamente, come fa una donna quando sta per partorire, dice poco prima, ecco, arriva a dire questo. E che scuffa, soffia forte col muso. Muso, vedete? Parliamo di bestie, vero? Muso. E si picchia se stessa con le palme, si batte se stessa. Le ripe del vallone erano grommate, non è chiazzate, no, sono dense queste pareti di fetori raggrumatici da una muffa per l'alito, cioè per il fiato dal lì che è sul fondo, l'alito di giù che si appasta, è così denso che pare una pasta, sì, e che faceva zuffa con gli occhi e col naso, che era insopportabile agli occhi e all'odore e ad annusarsi. E il fondo è così cupo che non ci basta l'oco, non c'è modo di arrivare a vedere bene. E allora cosa fa sto disgraziato di Dante? Nessuno di voi è stato mio allievo quando l'ho spiegato in determinati tempi, o sì, quando sono salito in cattedra.
perché sì, per rendere l'idea, allora sono salito proprio, no, non in piedi, in ginocchio sulla cattedra e guardavo giù nel fondo, ecco, per dar l'idea, non c'era altro modo, insomma, è così. E allora una volta è entrato il professor, ha aperto la porta al professor Muggia e mi ha visto e intelligentemente è uscito subito che ha capito che... Beh, e quindi bisogna montare fino al dosso, proprio sul punto in cui c'è immediatamente sotto questo fondo cupo. Se non salgo, dice Dante, non vedo, devo vedere, vuole vedere. Là dove il ponte è più alto e io sono salito fino sul punto più alto per vedere tutto dentro nel fondo. Qui venimmo. E quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che pareva mosso, che pareva discendere dai cessi umani. È chiaro che ha in mente i profumi, le creme, i balsami di Parigi, ha in mente lui, sì, e Dante, non è mica così ingenuo come... E l'ambiente che crea queste creature è proprio il contrappasso. Vuole essere il contrappasso. E sapete che ecco, sempre per tutti i dannati c'è il contrappasso. Proprio l'opposto di quello che è stato il tuo desiderio e tu vieni pagato. Ecco. E guardatelo adesso. E mentre che io laggiù con l'occhio cerco cosa vuol vedere dentro, immaginate, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea s'era laico o cherco. Qua, forse quelli che non si ricordano come erano i preti e frati una volta, che avevano la chierica, cioè che avevano un cerchietto di capelli, i preti tagliato, e invece tutta la testa, ecco, tutta la parte alta della testa, con la chierica, ecco sì. Ecco. E tutte le rappresentazioni che avete in mente del 300, del 400, vedete sempre, fino all'800 vedete i frati così, ecco, sì, Sant'Antonio, naturalmente. Vidi è così. E non si vedeva se era laico o chierico o ecclesiastico, nessuna distinzione perché, ecco, quei mi sgridò, quello che si vede visto lo sgrida e gli dice: perché sei tu sì ingordo di riguardare più me che gli altri bruti? Perché guardi me e non guardi gli altri? È irritato perché vorrebbe... Ed io a lui, perché se ben ricordo già t'ho veduto coi capelli asciutti e sei Alessio Interminei da Lucca, Perota d'Occhio, più degli altri tutti, vero? Se ben ricordo ti ho già visto coi capelli asciutti e sei nome e cognome e anche località, da Lucca. Per questo ti guardo, ti scruto più di tutti gli altri. E allora battendosi la zucca, e capite cosa aveva sulla zucca, vero? Attuffati erano, vero? Va bene, ecco, non vi dico di più. Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca. Battendosi la testa. No, lo facevo allora sì, ecco, di battermi la testa, ma no, stavolta non posso. Qua giù mi hanno sommerso, è proprio dentro, è coperto. Quindi ha fatto fatica Dante a vederlo, avete capito che aveva fatto fatica, ma lui no, finché non l'ha identificato per scrivere nome e cognome, non ha smesso di guardare. Le lusinghe, era un lusingatore, cioè adoperavo la lingua per determinati vantaggi. Si lusinga uno, gli si fanno i complimenti per avere dei vantaggi, ecco.
E qui mette subito anche gli esempi. Appresso ciò di cui io non ebbi mai la lingua stanca, non mi stancai mai ero un lusingatore di professione, un imbroglione, perché, per dire il vero, non si offende nessuno, ma se dici qualche cosa molto più piacevole del vero, allora ecco, tu lusinghi e lo fai per interesse e imbrogli. E sono il mondo che abbiamo cominciato a leggere, è quello dei fraudolenti. Allora, persone che adoperano l'intelligenza per ingannare il prossimo. Appresso ciò lo duca. Dopo di ciò Virgilio parla. Fa che Pinghe mi disse, il viso un poco più avanti, sì, che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose ed or s'accoscia ed ora in piedi stante. Taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse «O io grazie grandi a potè, anzi maravigliose, e quinci stian le nostre viste sazie». Guarda, Virgilio, chi mai se l'aspetterebbe? Dice, guarda anche più in là un pochetto, ce n'è un'altra da non perdere. Fa in maniera di spingere il viso, la vista tua un poco più avanti, in maniera che con l'occhio tu possa vedere bene la faccia di quella sozza e scapigliata fante. Sono i personaggi, vedete, della televisione che vi presenta queste donne fantastiche, no? Queste mani con queste unghie meravigliose. È questo che sta facendo Dante, sì? Che là si graffia con l'unghie merdose ed ora si abbassa, si accoscia ed ora è in piedi stante. È Taide, la prostituta che rispose, si fa fatica a dire, ecco, sì, è l'unico caso, sto benedetto Dante, che mi fa dire questa parola, che io in casa mia era intollerabile. No, in casa mia nessuno mai si sarebbe sognato di dire. Taide è la puttana che rispose al drudo suo, al suo amante, quando disse «Oh, io grazie grandi a potè». Cioè, era la storia di un soldato che le aveva mandato un regalo, le aveva mandato una schiava in regalo e voleva sapere se lei gli era riconoscente. Bastava che dicesse sì, va bene, mi va bene. No, ma che? Non ho un ringraziamento grande, ma meraviglioso. Sempre esagerato, è la formula della esagerazione propria di questo vizio. Basta, dice, non ne posso più. E quindi le nostre viste siano sazie. Ecco, e smettiamo perché evidentemente Dante ha il volto a stomaco a questo punto, vero? E quindi smettiamo, passiamo e passerà alla voglia successiva. Non era mica un canto da niente, vi siete accorti? E direi che è un canto di cui si dovrebbe avere più cura. Perché? Quando sentiamo che 9 milioni e mezzo di italiani hanno consuetudine di andare da questo tipo di signore, quindi l'argomento è trattato adeguatamente, e Dante cosa ha in mente? Ha la degradazione dell'uomo, quello della prima parte del canto e quello della seconda parte del canto.
Ma che razza di dignità hai tu, uomo? E che dignità hai tu, donna? A che cosa vi riducete? Dante aveva ben capito che aveva avuto la sua crisi. E vi ricordate che nel primo canto, quando si era incontrato con le tre fiere, 2 le aveva superate. La lonza, il leone, ma la lupa, indice dell'avarizia, causa di tanti aspetti, vero? Di questo vizio, quella non era riuscito, anzi da allora era cominciato a sprofondare. E allora ecco, gli era venuto in soccorso Virgilio, mandato, sappiamo da chi. Ma dicevo che l'idea dell'uomo che ha Dante è un'idea elevatissima. E non è che Dante che è incredibile poeta, guardate che qui c'è un salto rispetto ai canti precedenti. È l'estetica del brutto che si trova in queste pagine qui, nel 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sono 5 canti dove c'è, l'ha inventata lui con un verismo sconvolgente. Non è che l'abbia fatto a caso. Aveva la capacità di trattare qualunque tema, questo lo sappiamo, ma a inventare tutto un modo nuovo di affrontare questa materia, questa è una delle sue novità assolute. Va bene, adesso devo smettere, ecco, so che devo smettere, vi ho promesso qualche cosa. Voglio mantenere la mia passione anche per i poeti moderni, vero? Questo è Giovanni Giudici, che è un poeta interessante, che suggerisco soprattutto a persone di gusto fine e anche di una certa maturità. Vi ricordate il più famoso sonetto della Vita Nova? Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, ogni lingua dev'en tramando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare, eccetera. Del resto, ecco, vabbè. E sentite sto poeta, è morto 4 anni fa. Tanto giovane e tanto puttana, c'hai la nomina e forse non è colpa tua, è la maglia di lana nera e stretta che sparla di te. Avete sentito? Sì. E la bocca ride agra. Ma come ti morde il core, sa chi t'ha vista magra farti le trecce per fare l'amore. Lui sa descrivere, avete sentito? Sì. E prende addirittura proprio la movenza del più celebre sonetto di Dante, della Vita Nova, per descrivere questa ragazza. Una ragazza di vita, dicono adesso. Ce n'è un'altra che segue immediatamente. Sei fatta così bene, così bella, che non può essere che quella, e fra tante qual è, nessuno chiede, la rossa fuoriserie che ti aspetta se attraversi la strada senza fretta. Snella, dall'uno all'altro marciapiede, calda, rotonda e tesa. Scarti il traffico all'incrocio, poi sali 1, 2, 3 a destra, gli scalini di una chiesa. Nel centro di Milano c'è una messa a quest'ora, si ama di nascosto o si lavora. Se non fossimo
informati di quello che capita in questi giorni. Sembrerebbero robe inventate, e non sono inventate. Lui parla d'altro. Beh, credo che basti quello che ho letto, sì, ecco. Questi due. Invece, ne ho in mente un'altra, che ho letto qualche volta in classe. Quando leggevo i poeti moderni. Sì. E che è la storia di quello che per me è il maggior poeta veneto, che è Giacomo Roetta. Poeta che raccomanderei sì di leggere volentieri, ecco, in qualche buona edizione. Ecco, c'era una volta in una di quelle edizioni dello Specchio, che era una classica edizione di Mondadori, e c'era, ecco, l'avevano stampato Mondadori in una di queste, avevano le poesie di 90, è un libretto solo. Una volta sono andato a cercarlo per regalarlo e ho visto che l'hanno ristampato in un'edizione piccola, tutto intero, ma non con quel decoro di quella. Però ecco, le poesie sono sempre quelle e sono eccellenti. Cosa scrive 90 in una poesia? Ve la leggo prima. Dai. È in dialetto veneto. Ghe nei to grandi occhi de ebrea come una luce che me consuma. Non ti si bea, ma nei tuoi occhi mi me vergogno di aver guardato. Per ogni vizio mio te me doni tutta la grazia del tuo buon cor. A me le voglie, ti rispondi come le voglie mie fosse amor. Sisto una serva, no altro, oppure se de una santa sta devozione. Mi me credevo un uomo libero e sento nascere in me il paron. Vero se forse che in tutti i santi che fia dell'anima del servitor, ma forse proprio per questo i santi non si perdona nel mondo amor. Noi canta insieme codone e fioi interno ai fioghi, e il pan e il vin, come orelano nei miei paesi, se prega un altro danno al destin, secondo il fumo che va col vento scomissi ai vecchi a profetar, o scarso o grande ne sia il raccolto, sperar se tutto e laurar. Scusa. Così mi vivo giorno per giorno come un allegro agricoltore. Vuoi destraviarmi, guardarmi intorno, mettere un voto tra me e il Signor. Ma nei tuoi grandi occhi d'ebrea, che sei una luce che non perdona, ti sina santa, e nei tuoi occhi non vuoi credere che guarda. Poesia densissima, ma dopo 2 parole di spiegazione o di approfondimento ve le devo, perché sennò mi imbroglio e non voglio. Il poeta ha un rapporto con chi? Con una giovane ebrea, una serva. Ha in casa una serva ebrea, povera, che obbedisce sempre ai desideri dell'uomo, anche se si tratta di amore, con una docilità tanto più accentuata dall'essere di una razza diversa abituata ai soprusi. È proprio questa docilità che fa sentire il poeta, nascere nel poeta i suoi sensi, i sensi di colpa, fino a vergognarsi di aver guardato.
E c'è un passo del Manzoni che non riesco più a trovare, ma che dice che quando un uomo ha messo i suoi occhi negli occhi di una donna, nasce un rapporto che è un rapporto spirituale, intenso, non un rapporto fisico, quello degli occhi. E qui si parla proprio degli occhi. E quell'atteggiamento di serva obbediente gli fa sentire di essere stato un padrone. E in ogni santo c'è l'anima del servitore, ma in che condizioni lui ha ridotto questa creatura? Quanto ha abusato del suo potere di padrone? Genito grandi occhi d'Ebrea, come una luce che mi consuma. Lo sente il rimorso. E allora può dire, go vergogna di aver guardato. Capisce che non deve abusare, che non può abusare. E questo è un uomo che ha ancora della dignità, capite? Non quel clima di Giasone che va via alto, soddisfatto di essere il seduttore indifferente, capiti quello che capita.